Mamma mia, che dolore di spalle questa sera, che dolore di spalle. Spallino, non è che mi faresti un massaggino? Anzi, tre. Ma buonasera a tutti amici da Napoli l'87. Stasera Gattuso ha messo tanti giocatori in campo, ha fatto il turnover, ha fatto anche bene perché diciamo che contro la SPAL non è giocare contro una squadra diciamo come la Roma, la Juventus, il Milan, insomma non è una big e ci possiamo permettere anche un turnover con la SPAL, con tutto rispetto, ma anche la panchina che abbiamo è più forte dei titolari che ha la SPAL in campo. E il nostro Napoli trova subito il vantaggio, dopo 5 minuti, nemmeno a farlo apposta, assist di Fabian Ruiz e chi segna? Ancora lui, Ciro Mertens, che con lo scavetto sorprende il portiere. Poi il Napoli trova il raddoppio con José Maria Callejon, finalmente trova gol anche Callejon, era veramente tanto che non segnava. Bello il gol di Callejon, stop e tiro nell'angolino, bellissimo il gol. Poi chi è che segna con il Napoli? Ovviamente segnano sempre i giocatori, quelli che devono venire al Napoli oppure l'ex. Stavolta l'ha fatto proprio Petagna che deve venire al Napoli, un giocatore acquistato dal Napoli, un giocatore del Napoli, ha segnato proprio lui, bel gol di Petagna che sorprende la fase difensiva, soprattutto Koulibaly, anche Meret, cioè non poteva fare nulla diciamo, 2-1, la riapre la spalla ma il Napoli ha fatto la partita, cioè poi trova anche il 3-1, gol annullato da Insigne, in fuorigioco comunque un Napoli sempre propositivo in attacco, molto bene difensivamente, l'unica sciocchezza è stato di perdersi Petagna lì in area e poi per il resto il Napoli ha fatto una partita perfetta, mi è piaciuta la fase difensiva, soprattutto Lobotka in regia perché nonostante non facesse chissà che, però il suo l'ha fatto bene. Poi soprattutto mi è piaciuto Fabian Ruiz, la qualità in questa partita che ci ha messo, ma non è solo questa partita, è da tempo che è ritornato il Ruiz che conosciamo, oggi ha fornito 2 assist, uno il primo per Mertens e poi ne ha fatto un altro per Amini che entra negli ultimi 15 minuti e segna subito ragazzi, un pallone in aria sempre di Fabian, che oggi Fabian era proprio in partita, era la sua partita, 2 assist a pennello, Amin la deve solo spingere dentro e fa il 3-1 il Napoli la chiude, la vince meritatamente, anche Lozano che entra in partita, ancora una volta devo dire entra bene che va anche vicino al gol, peccato perché si è fatto tutto il campo, sarebbe stato bello che avrebbe fatto gol anche questa volta, però purtroppo non l'ha fatto. Speriamo di vedere un Lozano, un Ciuchi piano piano sempre più determinato, speriamo perché ragazzi 40 milioni, 50 quanti sono, deve fare di più, ci aspettiamo di più dal Ciuchino, dal Napoli, Ciuchino, no dal Ciuchi, ci aspettiamo di più. Comunque mi sono piaciuti tutti, anche il Mas, mi dimentico il Mas che anche lui ha fatto un'ottima partita, una grande partita anche del Mas, oltre a Lobotka che avevo annunciato. Fabian Ruiz ovviamente è il migliore in campo, mi è piaciuto Insigne, mi è piaciuto Callejon, così come Mertens, fase offensiva perfetta, fase difensiva che va già dice, voglio ancora una volta Maksimovic 3 milioni. E niente, voglio fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici venite sotto il video di Napoliello 87 e iscrivetevi al canale. Se anche voi vi fa male la spallina, andate dallo spallino che vi fa il massaggino. E buona serata a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Naples!